È la prima volta che vengo a vedere. La prima volta di mamma Adriana sul luogo dell'incidente, qui dove la sua Miriam, la primogenita, ha perso la vita in una notte, travolta e uccisa da un'auto, una notte che rimane ancora piena di ombre. Sul braccio mostra il tatuaggio fatto 2 giorni prima, ci sono il suo nome, quello del papà, quello di Miriam e Charlie, la secondogenita e quello di altri 2 fratelli che non sono mai nati. Ci eravamo anche sentite. Mi aveva girato la posizione, mamma sono qui, tranquilla, mangiamo una pizza, ci guardiamo un film horror. Arriva in via Vittorio Veneto all'ora di pranzo con alcune amiche. Poco dopo la raggiungerà anche Charlie, un piccolo rito familiare, il gruppo accende dei lumini. E mentre sui social si consuma un botta e risposta tra Tommaso Dal Bello, il fratello del fidanzato di Miriam, che racconta di aver cercato di fermare la ragazza, e la stessa Adriana, oggi questa mamma chiede silenzio, parla di perdono e trova la forza per parlare a tutti i ragazzi che hanno ancora una vita davanti. Cosa ci cambia? Cosa ci cambia? Di fatto sta che la Miriam non c'è più, basta. Polemiche, verità, non verità, non cambia niente. Niente. Sono incoscienze che i giovani attuano, inconsapevoli forse delle reali conseguenze. Quindi ragazzi al volante, se avete bevuto, se avete fatto la cosiddetta festa, dormite in macchina piuttosto, chiamate a casa. Se sono disponibile per tutti voi, questi che mi state intervistando, è proprio per... Se ne salviamo uno abbiamo già fatto tanto. Per questo lo faccio.